Il più classico di testacoda attende il Santa Venerina nell'anticipo del sabato della quinta giornata di campionato. I rosso-giallo-blu fanno visita infatti al Santa Domenica Vittoria, squadra che finora ha collezionato solo sconfitte e che cerca una svolta all'interno della sua stagione. Per l'occasione mister Calvaruso presenta un nuovo schieramento tattico, il 4-2-3-1. Tra i pali gioca Buallegua al posto di Maniscalco, solida linea difensiva composta da Zanella, Spampinato, Gulli e Lopez. Centrocampo a 2 formato dai fratelli Scapellato, Daniele e Fabrizio. Poi il tridente di trequartisti, De Leonardis, Sinatra e Paradiso alle spalle di Crisiglione, reduce dalla doppietta di settimana scorsa. Solo panchina per gli acciaccati Carbonaro e Basile. Avvio di partita condito da grande agonismo e grande intensità. Daniele Scapellato stoppa questo pallone, lo affida a Fabrizio Scapellato. Scapellato filtrante, bello per De Leonardis che scatta in profondità. De Leonardis, uno sguardo in mezzo, il cross basso per Crisiglione, poi Paradiso, non riescono a deviare verso la porta. Fabrizio Scapellato salta netto Buidrigo. Poi avanza palla al piede e va in profondità da Paradiso. Paradiso entra in aria, il mancino chiuso dalla difesa in corner. Dalla bandierina va a Sinatra, sul primo palo per Crisiglione, fuori di poco. Piazzato per gli ospiti, lo batte Sinatra rapidamente a sorpresa verso Fabrizio Scapellato, lo stop, salta Perez, Scapellato da posizione defilata, fuori il bersaglio. 34esimo, Perez al rinvio lungo verso Ross, contrasto Spampinato Ross, segnala qualcosa il guardalinee. Ed è cartellino rosso per Spampinato. Fallo ai danni di Ross. Santa Venerina in 10 uomini. Provano ad approfittarne subito i padroni di casa. Punizione di Ross. Ci mette una mano Buallegue. Recupero del primo tempo. De Leonardis verso Crisiglione. Si gira Crisiglione. Di nuovo va da De Leonardis. 1 contro 2. De Leonardis attacca a sinistra. Scarico su Sinatra. Sinatra a contrasto con Sorrenti. Sempre Sinatra. Si prende la linea di fondo. Sinatra entra in aria. Sinatra il cross. Quasi un tiro. E finisce dall'altra parte, raccoglie Paradiso. Paradiso cerca a sua volta il traversone, respinto. Poi la rimette in mezzo al volo per Crisiglione, che manca di poco all'appuntamento col gol. Subito doppio cambio nel via di ripresa per mister Calvaruso. Dentro Carbonaro e Vittorio. Fuori De Leonardis e Paradiso. Santa Domenica che prova ad essere pericolosa con i lanci lunghi. Qui rinvio di Perez verso Buitrago, lotta con Gulli, poi lo punta, accelera sulla destra Buitrago, il cross verso Vanegas, salvataggio di Daniele Scapellato che toglie la palla all'attaccante. Fabrizio Scapellato prova a ripartire a sinistra, poi ragione e va da Vittorio. Vittorio stesso da Vanegas, intervento in ritardo, già ammonito Vanegas, ha rischiato tantissimo per questo intervento il numero 10 ai danni di Vittorio. Ospiti che non risentono dell'inferiorità numerica. Sinatra scambia con Crisiglione. Ancora Sinatra in verticale per Carbonaro. Prova a rimetterla in mezzo. Troppo lungo per Sinatra che prova a tenere viva la sfera. Riesce a raggiungerla e a tenerla in campo. Sinatra l'1 contro 1. Torna all'indietro da Daniele Scapellato. Grande palla 1-2 con Sinatra. Sinatra la mette bassa al centro. Non ci arrivano Carbonaro e Crisiglione. 60esimo, rilancio di Perez. Nella zona di Gulli che capisce tutto e rinvia di testa. Poi Crisiglione ruba il tempo al difensore e scatta verso l'aria. Crisiglione all'indietro per Sinatra. Sinatra respinge Panunzio. Poi Carbonaro. Nino Carbonaro. Il solito sospetto. Ancora a segno. 7º gol in campionato. Si sblocca il punteggio. Continuano a spingere gli ospiti. Rimessa di Zanella per Sinatra. Sinatra resiste. Poi scodella per Carbonaro. Forse troppo lungo. Carbonaro anticipa Perez e va a terra. Vogliono il rigore in casa Santa Venerina. Ma è fuori gioco per il guardalinee. Questa è la posizione di Carbonaro al momento dell'assist di Sinatra. Minuto 69, Fabrizio Scapellato verticalizza subito in profondità per Carbonaro. Carbonaro anticipa l'uscita improvvida di Perez che frana addosso a Carbonaro. E cartellino giallo per Perez. E punizione Santa Venerina. Il piazzato lo batte Sinatra. Va Sinatra in porta! Un'autentica perla, salvo Sinatra, 5º gol in campionato. 2-0 per il Santa Venerina. Continua il monologo della squadra di Calvaruso. Zanella per Fabrizio Scapellato. Morbido di nuovo per Zanella in aria. Zanella basso per Carbonaro. Ferma tutto Gullotto con l'aiuto di Perez. Terzo cambio per il rosso giallo-blu. Finisce la partita di Nino Carbonaro. Al suo posto entra Magri. Calcio d'angolo per gli ospiti. Lo batte Sinatra. Al limite per Daniele Scapellato. Di prima verso Magri al volo. Di poco alto. Ancora forze fresche dalla panchina, ancora un doppio cambio, fuori Fabrizio Scapellato e salvo Crisiglione, dentro Angelo Trovato e salvo Cunzolo. Provano a dimezzare lo svantaggio ai padroni di casa, corner di Buitrago, al centro per la testa di Panunzio, grande risposta di Buallegue. Una vittoria tutt'altro che semplice per il Santa Venerina che ha dovuto tirare fuori una prestazione di carattere dopo essere stato sotto di un uomo per un'ora di gioco contro un Santa Domenica Vittoria che ha dato filo da torcere.
È stata un'altra prestazione in crescendo, arrivata nel secondo tempo con i cambi decisivi come accaduto la settimana scorsa. Archiviati questi 3 punti preziosissimi, inizia adesso un tour de force per la banda di Calvaruso, che sarà attesa da 3 partite in 7 giorni. Prima tappa di questo tour sarà contro il Città di Mascali, sfida in programma tra le mura amiche del Vincenzo Grasso domenica prossima.